Agrigento, l'eurodeputato del Movimento 5 Stelle, il siciliano Ignazio Corrao, che ascoltiamo al nostro microfono. L'europarlamentare siciliano del Movimento 5 Stelle, Ignazio Corrao, come la deputazione europea del Movimento 5 Stelle si rapporta concretamente con il Movimento 5 Stelle in Sicilia? Beh, quello che stiamo facendo è quello che non è mai avvenuto prima, ossia degli europarlamentari, nel mio caso sono l'unico siciliano del Movimento 5 Stelle, che dedicano tutto il tempo libero, tutti i fine settimana, a seguire le varie vicende territoriali attraverso i ragazzi del Movimento 5 Stelle che sono in tutte le province, in tutte le città della Sicilia. Stiamo dando quegli strumenti che sono sempre mancati per fare capire cos'è l'Unione Europea e che tipo di possibilità dà. Possibilità che, ricordiamo, servono a fare sviluppare la Sicilia, sono risorse dei siciliani che finora purtroppo sono state per la maggior parte sottratte. Quello che noi stiamo cercando di fare è riportare quelle risorse, che sono tante, perché la Sicilia è una regione all'obiettivo convergenza e che potrebbero garantire a una regione straordinaria con delle risorse fantastiche di fare quel salto di qualità che finora è mancato, perché si è messo su un piano superiore l'interesse privato di pochi rispetto all'interesse collettivo dei siciliani.